Vi proponiamo adesso nel prossimo servizio le interviste al Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanini e al Presidente di Arlef Eros Cisilino in merito alla conferenza sulla lingua friulana che si terrà la prossima settimana. Sentiamo. Credo che la conferenza sulla lingua friulana sia un momento fondamentale prima di tutto per la difesa e il rilancio dell'identità e della specialità della nostra regione. Questo Consiglio regionale, questa amministrazione ha fatto molto negli ultimi anni sul solco di un'attività che era già partita alcuni anni fa, penso al Teatro Stabile in lingua friulana, penso al grosso sostegno ad Arlef, alla Filologica, a tutte le associazioni culturali, un grande lavoro fatto anche dalla Chiesa per difendere, in qualche modo divulgare la lingua e farla vivere. Le cose che si possono fare in futuro sono secondo me fondamentalmente quelle di rendere la lingua attuale, cioè utilizzata dai giovani per il tempo che stiamo vivendo e quindi in qualche modo dotarla anche di terminologie che parlino alla tecnologia, alla scienza. Su questo un grande lavoro l'ha fatto il professor Strassoldo con una linea editoriale, ma penso anche al grande lavoro che possiamo fare insieme alla RAI, che è cominciato e che prevede già adesso alcune ore proprio in lingua friulana trasmesse dalla TV. Ci auguriamo che queste aumentino, diventino anche informazione in friulano, perché appunto dobbiamo rendere la vita presente all'interno delle nostre famiglie e delle nostre comunità, con un'attenzione specialmente ai giovani. Ci aspettiamo una grande partecipazione, questo sarebbe già un bel primo risultato, ma sono certo che comunque verrà conseguito. La partecipazione può essere sia in persona, che quindi partecipando proprio alla conferenza in maniera fisica, ci si può prenotare, oppure anche online. Le proposte che vengono avanzate verranno discusse, chiaramente in seduta stante, ma possono essere sviluppate anche in modi successivi, e soprattutto una delle cose interessanti è che il piano di politica linguistica può accogliere anche queste proposte e può svilupparle in questi 5 anni, ma anche con monitoraggi di più corto tempo, e quindi può anche dare quei risultati di monitoraggio che tutti noi ci aspettiamo, proprio per capire in che direzione ci stiamo muovendo. Siamo con l'avvocato Guglielmo Cevolin, presidente di Storia Limes Club. Buonasera avvocato. Buonasera. Senta, allora, oggi si pensava di parlare di lingue e intelligenze artificiali. Ma siamo in linea con il servizio di prima, perché esatto. In pratica nella conferenza che abbiamo organizzato a Udine è venuto anche il professor Federico Vicario, il presidente della Filologica, e ci ha anticipato un po' di osservazioni che farà per il piano della politica linguistica sul friulano, quindi ci sono state delle anticipazioni su quello. Sull'intelligenza artificiale ovviamente la frontiera quella, e ne abbiamo parlato con... una frontiera ormai prossima però. Ne abbiamo parlato con la professoressa Vincenta Tasa, che ha fatto qualche riflessione. Ecco Vicario per esempio, c'è presidente della Filologica, che ci ha anticipato alcune osservazioni e dietro c'è Aurelia Argemì da Barcellona, e questo invece è Alessandro Michelucci, che ha parlato invece delle minoranze in Cina, come sono trattate. Quindi abbiamo fatto un po' questo excursus. Per l'intelligenza artificiale la prima riflessione da fare è quella relativa al fatto che ovviamente l'inglese è in pole position, poi c'è la Cina, poi c'è lo spagnolo e poi piano piano tutte le altre lingue. Ma tutte le altre lingue, il problema è i dati, perché raccogliere i dati in una determinata lingua fa sì che si possono lavorare da parte di quell'ambito linguistico questi dati. Tra l'altro adesso si pare che sia in soluzione il problema dell'intelligenza artificiale e della lingua parlata, un po', perché c'erano notevoli difficoltà da parte dell'intelligenza artificiale a comprendere la lingua parlata. Adesso anche con nuove cose recentissime, tipo l'accordo tra la Microsoft e l'Nvidia, sembra che è quella che fa le schede grafiche, sembra che anche lì ci siano degli avanzamenti. Però ecco, il problema è un po' come per i dati. Per i dati è stato il diritto europeo che ha cercato di porre qualche freno
all'uso indiscriminato dei dati e anche al fatto che la nostra riservatezza dei dati personali fosse a rischio, ecco, ed è intervenuto il diritto europeo, anche per cercare di parificare questi vantaggi che hanno l'inglese, il cinese e il castigliano per certi versi rispetto ad altre lingue. E guardate che ormai non è che stiamo parlando di difendere solo la lingua friulana, ma l'italiano abbiamo problemi, perché l'italiano non è... Le contaminazioni sono sempre più frequenti. Contaminazioni, ma non è la purezza linguistica. Qui stiamo parlando di dati nelle lingue che sono potenza economica, perché tutti questi linguaggi, tutti questi dialoghi tra noi e le macchine anche, per esempio, e tra noi stessi, e poi su internet attraverso la digitalizzazione, tutto viene digitalizzato e così via. Se viene fatto solo in inglese e in cinese e in castigliano, questo dà a queste comunità linguistiche una potenza di dati che gli altri non hanno. Noi italiani praticamente non saremmo in grado di conoscere le realtà fuori dal confine, per certi versi, cioè si creano dei confini maggiori. E quindi ecco, la professoressa Tasa, che è la docente di diritti linguistici all'Università di Valencia, ha sollecitato un po' il diritto europeo con delle proposte concrete a cercare di difendere in quest'ambito dell'intelligenza artificiale come si sono difesi i dati, così difendere anche altri aspetti, come per esempio creando dei link obbligatori tra le diverse lingue, quindi non creando degli ambiti separati. Senta, ma tra l'altro la diffusione delle intelligenze artificiali probabilmente sancirà la fine definitiva di tante professioni. L'interprete, l'attaché, questo con quegli avanzamenti che ogni 2 o 3 giorni si sentono, effettivamente il miglioramento delle traduzioni ancora, diciamo, se facciamo delle prove con i traduttori gratuiti vediamo che ci sono dei problemi, però stanno migliorando molto e quindi sicuramente, diciamo, da un certo punto di vista però anche i traduttori si sono avvantaggiati, perché riescono, mettendo nelle macchine la traduzione, per esempio, ad avere una traduzione già buona sulla quale poi si possono misurare. Per esempio io sono in contatto con dei traduttori che mi dicono che ovviamente con la traduzione automatica riescono a lavorare molto più velocemente, ecco. Ma infatti, ci sono già intelligenze artificiali ormai quasi banali, cioè che troviamo comodamente sul mercato, come Siri per esempio, che ha un discreto livello di Mi dicono di Skype che c'è il traduttore Skype e si può parlare con Skype in diverse lingue, che anche non conoscendole. Questo ecco, esatto, farò la prova. Bene. Grazie intanto all'avvocato Cevolin, ci sentiremo la prossima settimana anche per organizzare uno speciale, non anticipiamo nulla per il momento, ma sarà come sempre un argomento interessantissimo. Grazie a voi. Grazie.